Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Vicenza incontrano i risparmiatori traditi dalle banche. La promessa: questa è la settimana in cui si scrivono gli decreti e si erogano i soldi. Ma solo 5 associazioni su 20 ha messa al palazzetto dell'Assemblea, molti risparmiatori lasciati fuori, rabbia e tensione all'esterno tra grida e insulti. In 2000 dal Veneto alla capitale per partecipare alla manifestazione unitaria dei sindacati contro la manovra economica del governo. San Biagio di Callalta sconvolta dalla tragedia della 18enne che ha preso l'auto e si è scagliata contro un muro morendo sul colpo come il padre morto in un incidente 4 anni fa. Il dramma di Manuel Bortuzzo: si moltiplicano le azioni solidali per il 19enne, il sindaco di Morgano ieri a 20:10, saremo noi le tue gambe, ha detto. Giorno del ricordo, domani pomeriggio città blindata per la commemorazione delle vittime delle foibe. L'associazione di destra Continuità Ideale replica le minacce di denuncia dell'ANPI. Facciano pure, dicono, sono senza coscienza. Per San Valentino, Moto di Livenza si veste letteralmente di rosso, l'idea di comune e commercianti, celebrare l'amore e ravvivare il centro. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali è dunque in primo piano, occhi puntati su Vicenza, migliaia di risparmiatori, anche tantissimi da Treviso, per l'incontro di oggi con i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ciao Matteo. Come stai? Ok, che dici, iniziamo? C'è un attimo clima, io comincerei. A braccio e stretta di mano dentro il centro sportivo Palladio di Vicenza, i due vice premier che litigano quasi su tutto trovano la concordia di fronte a 1300 risparmiatori beffati, traditi e affossati da BPV e Veneto Banca. Fuori dal palazzo ce ne sono tantissimi altri che spingono per entrare anche con rabbia. Dentro il sottofondo è da musica da film e la prima scena è per entrambi l'attacco all'Europa con le sue critiche al fondo risparmiatori. Fiducia tradita da dei truffatori che spero finiscano in galera, ed è la bella politica. Abbiamo messo 1,5 miliardi a bilancio, vediamo di spenderli in fretta, di restituirli in fretta. Se a Bruxelles qualcuno cercherà di rallentare, noi tiriamo dritti. L'Europa sta dicendo che non è d'accordo, ce ne faremo una ragione, ma noi andiamo avanti, questa gente ha diritto ai risarcimenti. Poi i risparmiatori ai quali dare risposte, c'è bisogno di scadenze immediate. Abbiamo messo a bilancio 1,5 miliardi da restituire a degli italiani truffati, che hanno perso 50, 80, 100, 140 mila euro di risparmi sentendosi dire sono al sicuro signora, li lasci a me. Qualcuno dovrà andare in galera e qualcuno, se non tutto, almeno una buona parte di quello che ha perso dovrà riavere indietro. Qua c'è gente che ha fretta, c'è gente che rischia di perdere la casa, di perdere il negozio, di perdere la macchina, di perdere la speranza, e quindi sono contento che in 7 mesi abbiamo trovato 10 volte i soldi che la sinistra non aveva trovato in tanti anni, però bisogna fare veloce. È passato tanto tempo, noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a fine anno, a dicembre, siamo al 9 di febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi. In 8 mesi e mezzo abbiamo fatto quello che gli altri non avevano fatto per anni. Mancano 2 decreti attuativi che questa settimana prossima devono essere scritti, soprattutto quello più importante, e devono essere emanati. Stiamo facendo corse contro il tempo col MEF per riuscire ad ottenerne la scrittura il prima possibile. Soddisfatto il governatore Luca Zaia. Si andando avanti comunque a fatti concreti, il governo che propone e ha già ovviamente fatto la legge per i risarcimenti, adesso ci saranno i decreti attuativi nel giro di una settimana e finalmente questo 1,5 miliardi, che non è più 100 milioni ma è diventato 1,5 miliardi, saranno a disposizione dei risparmiatori. Questo è quello che di concreto c'è e di vero c'è. E c'è tempo anche per guardare oltre con parole di fuoco. Salvini è lapidario, i vertici di Consob e Banca Italia andrebbero azzerati, dice Di Maio, gli fa eco. Ci dia il tempo questo mese di far partire la commissione d'inchiesta sulle banche. Gianluigi Paragone sarà il presidente di questa commissione d'inchiesta, li convochiamo tutti e iniziamo a farli cantare, perché i conflitti di interessi nel mondo delle banche hanno spolpato i risparmiatori, come quelli che incontriamo stamattina. Dentro il palazzetto le speranze dei risparmiatori e di chi segue la loro battaglia da anni. Che mantengano quello che hanno detto, e penso che lo faranno, perché finora hanno dimostrato che quando parlano fanno, e questo mi tranquillizza molto. E spero soprattutto che i più disastrati degli azionisti fregati vengano rimborsati finalmente dopo 3 anni e mezzo.
Grazie. sa che siamo addirittura di arrivo. Speriamo. Perché c'è tanta gente che sta soffrendo davvero. Speriamo. So che c'è la buona volontà, dal momento che hanno trovato questo fondo dormiente, di poter ridare i soldi che sono stati portati via alla povera gente, perché soprattutto tanti, quasi tutti, sono povera gente, a cui hanno portato via appunto la vita. Spero che comunque siamo addirittura d'arrivo. Diciamo che avere nel territorio vicentino 2 vice premier, quindi di portata nazionale, che vengono a trattare di un problema che ha colpito come uno tsunami il territorio e il popolo veneto, privandolo della loro dignità, dei loro risparmi, è sicuramente un primo passo. Le risposte che hanno dato sono risposte rassicuranti, nel senso che hanno detto che i decreti attuativi arriveranno la prossima settimana, tutte le associazioni, tutti noi stiamo aspettando. Non sono andati oltre ancora il 30% che noi ci auguriamo naturalmente, come ci è stato riferito, che si alzi questa misura di ristoro oltre il 30% e raggiungendo magari il 50 e il 60%. Noi abbiamo dedicato il nostro sostegno psicologico nei loro sportelli, nelle loro assemblee, abbiamo seguito centinaia di persone che hanno avuto disturbi psicologici molto gravi. Sono storie drammatiche, soprattutto quello dei piccoli risparmiatori che avevano messo via i loro TFR, i loro risparmi per la loro terza età e in qualche modo si sono trovati, e sono la maggior parte di quelli che erano qua stamattina, disturbi fisici e psicologici molto molto pesanti, e noi li abbiamo seguiti e li stiamo seguendo ancora. Quanti ne avete, diciamo, avete un numero insomma, da dare? Beh, solo nella zona dell'Alto Vicentino quasi 150 e altrettanti, anche di più, della zona di Treviso. Sono i risparmi della nostra vita e ci vogliono per la vecchiaia, che non so dove andrò a finire. Ho 80 anni, ho lavorato una vita e ho diritto a avere i miei soldi, non quelli degli altri, i miei, solo i miei. Queste le voci dentro il palazzetto, fuori, come abbiamo già anticipato, la rabbia di chi è rimasto fuori. Sono 5 associazioni su 20 ammesse al palazzetto. Sentiamo. Io devo capire cosa accade oggi, perché per me in questo momento è incomprensibile. Premesso che noi aspettiamo tutto questo da 4 anni, premesso che i decreti dovevano già uscire il 31 di gennaio, è il 9 febbraio ragazzi, siamo esausti di andare a Roma con dei tecnici che prendono a distanza di mesi ancora degli appunti, la situazione è ormai chiara e lampante. Alcune associazioni di risparmiatori iscritte alla cabina di regia, al MEF, come voi, esclusi, sono rimasti fuori. Certo, esclusi, 15 su 20 esclusi. Se dichiari che un'assemblea nazionale libera e aperta a tutti, allora o cerchi una location in grado e con capienza, altrimenti dici, come facciamo tutti noi, è un'assemblea dell'associazione libera, chi vuole viene, ma non ci sono le banche del centro Italia, le banche del sud, le banche del nord-est, quando poi di fatto è ovvio che per motivi di sicurezza, se vengono i 2 viceministri, la capienza è limitata, ma lo sappiamo, ma non è il modo, il fondo non deve essere strumentalizzato. 20 sono i referenti della cabina di regia, oggi l'invito ufficiale lo hanno avuto in 5, gli altri 15 sono fuori, e se sentite gli schiamazzi, siccome la priorità è stata data ai 2 movimenti che hanno organizzato, molti che sono arrivati in corriere in macchina non possono entrare. Beh, ma allora? Con calma signori, con calma. Ma che cazzo? Ma come se è possibile una roba del genere, porca miseria. Ne manda convocazioni e poi non si può neanche entrare. Non si è vaccinati, signori, ora che siamo qua in bambino. Ciccio! Calmo, ecco, calmo, sotto sapete le casa. Che cazzo entra? No, prendere, entra via. Sta attento, cazzo. Che sto voglio prendere, vedi come de acqua sto prendendo occhio. Dalla tensione a invece l'allarme lanciato dal PD, dall'ex senatrice Laura Puppato, che spiega come i rimborsi, dice il PD, previsti dall'attuale governo rischino di fare la fine delle quote latte. Sentiamo.
Risparmiatori delle banche venete come gli allevatori di Vancimuglio, almeno secondo l'ex senatrice Laura Puppato, che oggi a Montebelluna ha incontrato i rappresentanti di 6 associazioni di azionisti di Veneto Banca e Popolare Vicenza per spiegare come, con le regole stabilite dall'attuale governo, i rimborsi possono fare la stessa fine delle quote latte, ovvero debbono essere restituiti in quanto considerati aiuti di Stato. Si rischia di ritrovarsi esattamente come le quote latte, con un problema enorme, perché ovviamente l'Unione Europea, se sono aiuti di Stato, cioè a pioggia, senza una motivazione, vanno spesi i fondi pubblici, richiama il Paese e in questo caso è prevista la restituzione persino da parte dei risparmiatori della piccola quota che hanno ricevuto. Per l'ex senatrice democratica il guaio sta nell'aver parificato tutto al 30% di rimborso, senza distinzione tra risparmiatori ed investitori. Noi non possiamo pensare che esista un paese al mondo, un solo paese al mondo in cui si restituisce il comparto azionario. L'azionariato per sua natura è un azionariato a rischio. Il problema è che mentre io, quando ho acquistato azioni, ero consapevole di acquistare azioni, la stragrande maggioranza, ma sto parlando del 70-80% degli investitori, non era affatto consapevole. Per Laura Puppato l'unica soluzione possibile per evitare una procedura europea identica a quella che ha colpito i nostri allevatori è applicare la legge precedente al decreto attuale, che prevedeva il risarcimento del 100% ma solo ai risparmiatori truffati. Del resto c'è una conferma indiscutibile. Gli unici importi che sono stati finora pagati a 560 persone sono parte di quel fondo che avevamo costituito noi, sono stati risarciti al 100% attraverso il lodo che hanno fatto, quindi la richiesta di arbitrato. Questo è il messaggio che va portato avanti, risarcendo tutti coloro che ne hanno diritto. E adesso dal Veneto a Roma con i trevigiani in marcia assieme ai sindacati contro la manovra del governo. Siamo in tantissimi, Treviso c'è, manifestazione riuscitissima, questa piazza chiede al governo di essere ascoltata per creare futuro al lavoro. 2000 trevigiani a Roma, tra i 200.000 stima dei sindacati in piazza San Giovanni per dire no alla manovra del governo che non rilancia l'economia e scontenta i futuri pensionati. Manovra che non consente al Paese di guardare al futuro. Manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL con Maurizio Landini alla sua prima uscita da segretario nazionale della Camera del Lavoro. La richiesta è quella di cambiare questo Paese e per cambiare questo Paese, creare lavoro e giustizia sociale ci vogliono i lavoratori e ci vuole il sindacato. Questa è la domanda che arriva da questa piazza. Non si cambia il Paese contro chi lavora. Il governo esca dalla realtà virtuale, gli fa eco il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan. In piazza insieme ai sindacati anche diversi imprenditori e rappresentanti della società civile. Tante associazioni laiche e cattoliche che hanno voluto aderire alla nostra manifestazione, li ringraziamo di cuore perché qua c'è di mezzo la crescita, il futuro per il Paese che per noi deve essere un futuro di lavoro. Sfilano gli operai, sfila il mondo della scuola, sfilano i pensionati, sfilano i rappresentanti della sinistra italiana, quindi il corteo arriva in piazza. Quando le cose sono complicate e difficili, come oggi sono complicate e difficili, noi dobbiamo diffidare di quelli che le semplificano, di quelli che ci raccontano che da soli sono capaci di risolvere tutto. Se posso darvi un consiglio, quando trovate sulla vostra strada qualcuno che vi dice che lui ha capito tutto e che da solo può risolvere tutto, dategli la mano e cambiate strada perché vi sta prendendo in giro. Perché oggi, al contrario, è proprio il momento insieme di affrontare la situazione. Perché cambiare vuol dire un lavoro di qualità, un lavoro con diritti. Ma allora vuol dire cambiare i modelli organizzativi che ci sono, vuol dire cambiare il quadro dentro il quale ci muoviamo. E questo è un problema che è sia nel lavoro pubblico che nel lavoro privato. Adesso la cronaca è un'assemblea giudicale alta sconvolta per la tragedia di ieri sera a Carmonera, la 18enne che si è voluta scagliare con la sua auto contro un muro ed è morta come il papà 4 anni fa. Poche tragiche parole alla cugina prima dello schianto mortale. Mi ammazzo.
Jessica dell'innocente 18 anni aveva già deciso, ha preso la sua macchina, un appunto, ed ha iniziato quella drammatica, folle corsa. Il boato in via Spercenigo ha squarciato il silenzio di una sera come tante. L'auto si è schiantata contro un muretto. La giovane andava a velocità sostenuta, pare senza cinture di sicurezza. Al termine della strada, che gira bruscamente verso sinistra, c'era il muro della Silkart, un'azienda di edilizia. Una curva pericolosa, ed è proprio qui che la vettura è uscita di strada. Sul posto sono arrivati subito gli uomini del SUAM 118, che hanno tentato di tutto per strappare Jessica alla morte, ma nonostante i tentativi, per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Cosa possa aver spinto una giovane ad un gesto tanto tragico quanto estremo saranno le indagini a stabilirlo. Jessica abitava a Spercenigo, frazione di San Biagio di Callalta. Il paese ed il sindaco tutti sono sotto shock. È una tragedia perché quando parliamo di 18 anni, di un giovane, 18, 20, ma con questa età è il tempo della vita, non è sicuramente il tempo per pensare alla morte. Toccherà ora agli agenti della Polizia Stradale di Treviso chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente, nel quale non sono stati comunque coinvolti altri mezzi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratta la ragazza, e poi lo strazio enorme dei familiari. Jessica lavorava come parrucchiera a Spercenigo e da qualche anno viveva in questa frazione. Lavorava anche qui, si stava inserendo nel tessuto sociale, quindi si stava costruendo una vita. È una cosa improvvisa, una tragedia che purtroppo magari lascerà anche tante domande senza risposte sicuramente. Figlia di una famiglia di giostrai, la 18enne aveva perso il padre, Romeo dell'Innocenti, nel gennaio del 2015. L'uomo morì in un incidente stradale assieme al 35enne Giancarlo Garbini. I due erano in fuga a bordo di un Audi dopo aver fatto saltare in aria lo sportello bancomat di una banca di San Cipriano di Roncade. L'auto si schiantò a Silea, gli altri due occupanti della vettura rimasero feriti. Ed è morto l'81enne che era stato investito ieri da un autobus mentre era in bicicletta a Motta di Livenza. Non ce l'ha fatta Aldo Lunardelli, 81 anni, pensionato, che ieri in sella alla sua bicicletta è stato investito da un bus della MOM. Il grave incidente è avvenuto sulla strada tra Motta di Livenza e la frazione Malintrada. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista residente a Gorgo al Monticano si sarebbe immesso in via Redigole da via Sala di Sotto. In quel momento stava sopraggiungendo il pullman che nulla ha potuto fare per evitare il drammatico impatto. L'anziano è stato sbalzato a terra. Sul posto è giunto l'elicottero del SUAM 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale, dove purtroppo è morto nella notte. Troppo gravi le ferite riportate dal pensionato che lascia la moglie e 2 figli. La pubblicità, adesso torneremo subito dopo a parlare del dramma di Manuel Bortuzzo. Rieccoci in studio in diretta per tornare a parlare di Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore trevigiano ferito dal colpo di pistola a Roma e paralizzato. Questo pomeriggio in migliaia hanno partecipato alla fiaccolata all'Axa, nella zona del quartiere Acilia, dove è successo lo sparo, per dimostrargli vicinanza. Partiti da piazza Eschilo, i manifestanti hanno sfilato intonando più volte lo slogan "Manuel, siamo con te". Una delle tante dimostrazioni di affetto di questi giorni. È stato creato anche una pagina Facebook, Tutti con Manuel, tante dimostrazioni di affetto. Ieri sera a 20:10 c'era anche il sindaco, peraltro da poco si è conclusa la messa con la preghiera proprio a Morgano. Il sindaco ha detto saremo, quando tornerà lo accoglieremo e saremo le sue gambe. Assieme al sindaco c'era anche Bernardo Bernardini, uno dei tanti sportivi che in questi giorni sta dando un messaggio di speranza a Manuel e ha dato appunto una sua interpretazione di come dovrebbe essere il percorso prossimo di Manuel. Prima di vedere però le parole di Bernardo Bernardini ieri a 20:10, una raccolta diciamo di fondi per la famiglia di Manuel arriva proprio dal suo paese, Morgano. La solidarietà si esprime anche con dei calzini. Sono quelli che Claudia Favaro, imprenditrice trevigiana del settore abbigliamento di alta gamma, ha deciso di mettere in vendita ad un prezzo simbolico, destinando tutto il ricavato alla famiglia di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore trevigiano paralizzato da un colpo di pistola che l'ha colpito a Roma, in quello che si sta delineando come un drammatico scambio di persona. Un'iniziativa partita dalla figlia di Claudia, la 14enne Benedetta. Questa storia mi ha colpito molto perché lui è uno sportivo come me, come tutti gli sportivi abbiamo un sogno grande. Lui aveva un sogno di andare alle Olimpiadi
e adesso mi rendo conto che rimanere in sedia a rotelle non è una cosa affatto semplice, quindi anche con un piccolo gesto ho pensato che avevo questa possibilità con mia mamma di dargli un piccolo aiuto per lui e per la sua famiglia. Una sensibilità nata anche dalle prove della vita affrontate da Benedetta e da Claudia, che non ci ha pensato un attimo e grazie ai social si è messa in contatto con la mamma del giovane nuotatore. Così in una notte di messaggi è nata l'idea per un gesto concreto di solidarietà per Manuel e la famiglia. Ecco, ma perché proprio il calzino? Un oggettino che avesse un prezzo popolare, tra virgolette, fare del bene dando qualcosa di carino anche in cambio, senza chiedere, tra virgolette, una beneficenza che non mi piaceva. L'iniziativa sulla pagina Facebook L'armadio in giardino è partita ieri e in 24 ore i risultati, come si vede dalle conferme via social, sono già molto incoraggianti. Tantissime persone ci hanno chiamato per poter dare anche il loro contributo, chi da Roma, chi da Savona, chi da Pavia. L'obiettivo, per stessa missione di Claudia, è ambizioso. Abbiamo 40.000 like nella pagina, quindi se tutti potessero dare 10 euro arriveremo a una cifra che veramente potrebbe cambiare le cose. Questa iniziativa però ha una scadenza, giusto? Sì, pensavamo di dare una scadenza a fine mese affinché tutti potessero comunque, non in un giorno ovviamente, prendere questa iniziativa. Ovviamente 10 euro non cambia la vita a nessuno, però se tutti insieme mettiamo 10 euro diventano tanti soldi. Do le parole allora di ieri sera a 20:10 di Bernardo Bernardini, i consigli per Manuel per come affrontare questo percorso. Quali sono i suoi 3 consigli principali, se ce ne sono 3, se ce ne sono più, insomma? Beh, uno di affidarsi alla famiglia, quello è la prima cosa, alla famiglia e agli affetti, di farsi sostenere appunto da loro, di continuare con la sua mentalità sportiva, di utilizzare perciò la sua mentalità sportiva nel recupero, perciò concentrato e determinato, e come ultima cosa di affidarsi anche allo sport, perché lo sport veramente lo aiuterà indubbiamente a reinserirsi in modo importante, a riprendersi la sua vita. Quali sono invece i pericoli che può trovare in questo cammino? I pericoli sono tutti i pensieri che normalmente vengono alla mente, credo, alle persone che subiscono un trauma del genere, perlomeno io li ho vissuti. Il pericolo più grande secondo me è concentrarsi e che comunque per me è stato normale, ci ho messo molti anni a superarlo, però concentrarsi magari sull'evento. Se quel giorno non avessi fatto, se non fossi stato, bisogna concentrarsi su quello che resta e su quello che si può fare, con quello che resta e con quello che si ha davanti, perché non si può cambiare il passato. E il passato in un'altra forma è ricco sempre di polemiche purtroppo e di scontri. Parliamo della giornata del ricordo domani per le vittime delle foibe. Come sapete c'è una manifestazione, ma anche la presenza di un gruppo di destra che si rifà alla Repubblica di Salò, e questo ha fatto inviperire, reagire l'ANPI, che ha minacciato denunce. Sentiamo allora alla vigilia cosa rispondono. Lasciateci in pace, smettetela con queste futili polemiche, lasciateci commemorare tutti quei morti che avete lasciato senza memoria. Certi attacchi oramai sono anacronistici. Alla vigilia della commemorazione delle vittime delle foibe domani pomeriggio in una città blindata, la tensione tra continuità ideale e partigiani rimane alta. Loris Zamperoni, presidente dell'associazione di destra che si ispira ai valori repubblichini, non la manda a dire al presidente dell'ANPI Giuliano Vernier, che ha minacciato denunce nei confronti di chi oserà sfilare con simboli apertamente riferiti al fascismo. Mi piacerebbe andare sotto processo, così almeno possiamo tirare fuori tutti gli altarini dell'ANPI e tutti i crimini che hanno fatto nel dopoguerra. Non vedo tutte queste polemiche ogni volta che noi dobbiamo fare, anche perché la nostra è un'associazione legalmente costituita, quindi che vadano pure a denunciarci, che facciano quello che vogliono e noi ci difenderemo, non c'è nessun problema. Corteo alle 16:30 da Piazza Borsa a Piazza Pola, dove sarà deposta una corona. Commemorazione del giorno del ricordo, anticipata dalla sollevazione dei consiglieri del PD contro il simbolo stesso dell'associazione, l'Aquila Romana con il fascio tra gli artigli, che compariva in calce all'invito. Non è un fascio littorio, ma un fascio repubblicano. Comunque anche i loro padroni, i Yankee, usano il fascio.
ci sono tanti stati che lo usano, perché il fascio, loro non sanno neanche cos'è il simbolo del fascio. Il fascio vuol dire unione, invece loro solo per la disunione. Basta vedere quanto odio stanno seminando ancora a distanza di 70 anni. Voi vi aspettate comunque domani una celebrazione pacifica? Sì, perché noi non abbiamo intento di fare niente di scontri con nessuno. Giorni importanti questi per la Confartigianato, i 70 anni del mandamento di Treviso. Il 7 febbraio 1949  10 soci firmarono nello studio di un notaio la nascita dell'Associazione Artigiani della Marca, quella che oggi è conosciuta come Mandamento Confartigianato di Treviso. 70 anni di storia che hanno visto l'Italia cambiare, come modificarsi il modo di fare impresa, durante i quali si è attraversata una crisi economica devastante, dalla quale, dicono gli artigiani, siamo usciti. I dati dell'ultimo anno infatti sono positivi e fanno ben sperare per il 2019, sottolinea il presidente Piovesan. Ci sono ancora degli ostacoli con cui fare i conti, come la burocrazia e il ricambio generazionale. Il passaggio generazionale ai figli è un passaggio traumatico che lo stiamo vivendo abbastanza forte e grazie anche a queste nostre notizie noi abbiamo messo in moto un'attività prettamente dedicata a questi aiuti per aiutare queste aziende, fatta anche da professionisti ad hoc. 2.800 le aziende socie in 22 comuni e 5 sedi operative, 18.000 addetti nelle imprese e 58 dipendenti. Sono solo alcuni dei numeri che fotografano oggi il mandamento di Treviso dell'associazione. Il futuro, seppur forte dei dati positivi del 2018, non è tutto in discesa. Uno dei problemi che pesa di più sulle aziende è rappresentato dalla carenza di alcune figure professionali, come tecnici specializzati formati negli studi professionali e negli istituti tecnici. Spesso dietro a questo ci sono scelte familiari che spingono i ragazzi ad iscriversi al liceo anziché ad altri indirizzi. Per cercare di favorire un'inversione di tendenza, la Confartigianato ha organizzato un progetto di orientamento. Andiamo a parlare ai ragazzi delle scuole medie e parliamo anche con i genitori dei ragazzi, perché qualunque lavoro è dignitoso e qualunque scuola è dignitosa. Dipende dalla caratteristica del ragazzo qual è la scuola adatta al ragazzo. Di certo non tutti sono adatti a fare licei, come non tutti sono adatti a fare scuole professionali. Adesso a Motta di Livenza, dove i giorni di San Valentino che precedono San Valentino sono davvero speciali, guardate. Questo weekend romantico, settimana di San Valentino. Ma è solo commerciale in realtà, penso. È una cosa diversa dal solito. Proprio così, a Motta di Livenza è improvvisamente scoppiato l'amore ed il centro della cittadina si è riempito di cuori giganti, una rossa e romantica coperta che svetta sulla piazza e sulle vie adiacenti. L'idea è venuta all'amministrazione, che non vuole perdere l'occasione d'oro offerta da San Valentino per prendere due piccioni con una fava, celebrare l'amore e ravvivare il commercio nel centro, unendo sentimenti e portafogli. Ognuno ha fatto la propria parte, assessori e consiglieri hanno dipinto di rosso i cuori, i bambini degli asili li hanno decorati con scritte e disegni ed i commercianti infine li hanno esposti nelle loro vetrine. Iniziativa corale per un concerto d'amore che, se di certo non può rubare il primato romantico a città come Verona o Venezia, almeno un po' ci prova. Va bene, un po' alla volta, tutti non possono andare a Verona o a Venezia, perciò ci si adegua a stare anche nei propri paesi. Motta è unica, di conseguenza non siamo in competizione. L'amministrazione vuole in ogni caso rendere 365 giorni l'anno Motta di Livenza attraente e questa è una delle tante novità delle prime volte che Motta avrà in questo anno e nei prossimi anni. Così attraente da innamorarci, si spera. Di certo, con una cornice così invitante non può mancare un romanticissimo selfie ed infatti sotto il Torresìn spunta l'apposita location con divano e rose rosse per un pizzico di passione in più e per ottenere uno scatto indimenticabile. Noi siamo di Biella, da noi non ci sono tutti questi cuori. La prima cosa che abbiamo notato è tutti questi cuori, qua si amano tutti allora. È tutto, vi lascio al meteo, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.
Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto sarà una giornata incerta. Il cielo infatti si presenterà spesso nuvoloso e coperto con qualche pioggia a carattere sparso, alternata comunque a qualche pausa maggiormente asciutta e soleggiata. Le temperature minime saranno comprese tra i 3 e i 6 gradi, massime comprese tra i 5 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, il cielo si presenterà nuvoloso su tutti i settori con probabilità di piogge sulla pianura settentrionale e sulla costa, in quota possibili locali nevicate. Temperature minime comprese tra i 3 e 5 gradi, massime oscillanti tra i 7 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà una domenica all'insegna ancora di locali nevicate, anche copiose, specie sull'Alto Adige e sui settori alpini di confine. Temperature minime comprese tra i 3 e 4 gradi, massime oscillanti tra i 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.